Oggi è mercoledì 10 febbraio 2021. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 10 febbraio 1996. A Filadelfia, negli Stati Uniti, il campione del mondo di scacchi, il russo Garry Kasparov, sfida il computer della IBM Deep Blue, capace di calcolare fino a 100 milioni di possibili posizioni al secondo. Già in passato, dopo aver conquistato nel 1985 il titolo mondiale che deterrà fino al 2000, Kasparov, a quel tempo in gara per l'Unione Sovietica, aveva affrontato dei computer con 15 dei migliori programmi di scacchi, vincendo tutte e 32 le partite giocate. Nella prima delle 6 partite della sfida, dopo 37 mosse, il computer ha la meglio e Kasparov abbandona quando capisce che il gioco è ormai perso. Quella partita di 25 anni fa segna la prima vittoria di un computer contro un campione del mondo di scacchi. È un momento di gloria per il team della IBM che da diversi anni stava lavorando sul progetto alla Carnegie Mellon University. Nelle restanti 5 partite, però, Kasparov ha la meglio, pareggiando le successive 2 e vincendo le ultime 3. Il campione del mondo si aggiudica così la sfida con il computer, una macchina gigante costituita da 2 torri alte 2 metri, con 500 processori e 216 chip acceleratori. Nel maggio dell'anno successivo la sfida si ripete a New York, sempre sulle 6 partite. La IBM porta una nuova versione del computer che a suo dire avrebbe una capacità di calcolo raddoppiata rispetto al Deep Blue dell'anno precedente. Kasparov vince la prima partita. La seconda è invece vinta dal computer. Dopo la sconfitta, Kasparov afferma che tra la prima e la seconda partita la forza di Deep Blue gli è parsa aumentata e la macchina non è caduta in alcune trappole, come invece è successo in precedenza, e come se l'aiuto di un essere umano ne avesse moltiplicato all'improvviso la fantasia di gioco, oltre le capacità logiche. Dopo 3 partite fatte, il computer costringe alla resa il campione in appena 19 mosse nell'ultima partita, vincendo così la sfida. Kasparov chiede di esaminare i tabulati dell'elaboratore, come era negli accordi della sfida, perché il computer era collocato nella sede della IBM, non in quella di gioco, e le sue mosse venivano eseguite materialmente da un incaricato dopo essere state trasmesse da altre persone. E chiede una terza sfida. La IBM ha sempre rifiutato entrambe le richieste e ha definitivamente ritirato Deep Blue, ricavando però da quel successo un grande risultato commerciale. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici.
Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.